Benvenuti, bentrovati, eccoci al nuovo appuntamento giornaliero dedicato al mondo dello sport, sempre per quanto riguarda la nostra web tv www.venetoglobe.com. Ci trovate in questo sito e ci trovate naturalmente tutti i nostri servizi, le nostre interviste, le nostre telecronache, sono molte, che potete scaricare in modalità on demand, mentre ci vedete ogni giorno intorno alle 19:40 e poi intorno alla mezzanotte nel canale 95 o sul canale 95 corrispondente a Caffè TV 24 per quanto riguarda le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Però ricordo che Caffè TV 24 è una TV che si può vedere, come vede il proprio segnale, in tutto il nord Italia e parte dell'Emilia Romagna e delle Marche. Andiamo a vedere subito, a proposito, tutte le principali notizie adesso per quanto riguarda questa giornata. Apriamo con il calcio, vedete la Supercoppa, gli occhi sono puntati lì a Jeddah in Arabia Saudita. Incredibile che una Supercoppa, cosa vogliono dire i soldi, no? Una Supercoppa italiana si giochi in Arabia Saudita con tutte le polemiche che ci sono state per le entrate proibite alle donne o parzialmente proibite, insomma potrebbero entrare soltanto quelle con il marito o accompagnate. Mercato aperto con Barella richiesto da tutti e poi il 12 l'inizio della Coppa Italia con Lazio-Novara, Sampdoria-Milan e Bologna-Juventus. Queste le prime tre gare per decidere un po' una griglia più importante della Coppa. La Serie B riprenderà sempre a metà gennaio, così pure farà intorno al 19 gennaio, 18 gennaio la Serie C, dove c'è una Lega Pro che vede nel girone di competenza, quello che ci interessa da vicino, il girone B, un Pordenone sempre più lanciato, un Pordenone lanciato anche sul mercato, in vendita e in acquisto. Il Pordenone di Tesser cerca un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Andiamo a parlare di eccellenza. Il girone B è giunto alla sua 17ª giornata. Domenica le nostre telecamere erano a Mogliano Veneto per seguire Union Pro Careni Pievigina, terminata 2-2. Ieri abbiamo ascoltato il tecnico Alberto Gionco, il giorno prima avevamo ascoltato il tecnico Stefano Della Bella dell'Eclisse Careni Pievigina. Torniamo all'Union Pro e parliamo con il presidente Enrico Lorenzoni. Perché? Perché c'è questa iniziativa particolare, cioè che le donne, lì vedete un po' la differenza tra Mogliano e Jeddah, le donne a Mogliano e per il campionato appunto dell'Union Pro entrano gratuitamente. E allora sentiamo il presidente, prima ci fa un bilancio della partita e poi parla anche di questo. Presidente, so che è reduce da un viaggio, la vedo bella abbronzata, sì. Però ha portato bene, le hanno detto, perché è arrivato il tempo giusto. Sono arrivato al secondo tempo e quindi ho portato bene, dai. Ecco, non ha visto il primo tempo e forse Gionco è contento perché pure lui ha detto giocato male. Per non aver visto, che io non abbia visto il primo tempo. Quindi. Presidente, un'altra cosa che volevamo chiedere è: ma le donne entrano gratis qui a Mogliano? Le donne a Mogliano entreranno gratis per tutta la stagione, per l'anno prossimo vedremo, perché vogliamo incentivare le famiglie a venire allo stadio. Insomma, ci teniamo molto che il papà riesca a venire col figlio e per cui la signora non pagherà per tutta la stagione. Questa è una bella cosa. Adesso abbiamo scherzato un attimino, è un bel campionato nonostante tutto questo di Union Pro. È un bel campionato anche perché all'inizio la nostra meta, lo è tuttora, è la salvezza. Abbiamo una squadra molto giovane, come potete vedere, per cui siamo molto contenti dei risultati che stiamo ottenendo. Possiamo proprio dirlo, Enrico Lorenzoni tra l'altro presidente molto giovane anche lui, società che è stata rinnovata, sapete era balzata ai fatti delle cronache con il vecchio presidente, insomma l'Union Pro ha dimostrato di saperci fare, di saper lavorare, di aver imbastito subito ancora una volta una buona squadra e una buona società soprattutto. Lasciamo il calcio per passare alla TVB Basket Treviso, che è stata sconfitta sul campo di Udine, campo ostico e sempre molto difficile per i trevigiani. TVB sconfitta per 77-63 grazie anche a Powell, l'ex Colored lo scorso anno appunto alla TVB. Andiamo a sentire Matteo Chillo cosa pensa di questa sconfitta, sempre le immagini forniteci dalla società. Sì, ci abbiamo provato, nel primo tempo abbiamo chiuso con 2 triple che sono stati i nostri regali, loro hanno preso molta fiducia secondo me proprio dai piccoli episodi, come ad esempio quello, dove eravamo arrivati ad essere praticamente in partita e loro hanno scavato quel break che
che hanno sempre tenuto poi per il resto della partita di 10, comunque sopra 10 punti di vantaggio, che avevano preso già dall'inizio. Riuscire a rientrare in partita era fondamentale, ci abbiamo provato, però loro sono stati veramente solidi e sono stati più bravi di noi. È un periodo per noi dove bisogna lavorare di più, dobbiamo metterci lì, essere consapevoli che dobbiamo ripartire da quello, dalla settimana, dallo sforzo in più di tutti e niente, questo credo che sia il punto per la nostra squadra. Hai detto tu stesso, una partita che è andata avanti a break, siete stati bravi per 2 volte di fila a riportarvi sul -1, forse è stata un po' più solida Udine nel mantenere il vantaggio e poi alla fine dare il break decisivo. Sì, è quello che dicevamo un po' prima, loro sicuramente anche col fattore casa sono stati spinti giustamente per fare questi break in più di noi dovevamo essere più sul pezzo, dovevamo cercare di rimanere più attaccati alla partita. Questo Matteo Chillo, ancora in trasferta domenica prossima contro Ferrara e ancora dopo Powell troveranno l'altro Colored, ovvero Juan, con record di 44 punti in una partita contro Piacenza, mi pare una cosa di questo tipo, 44 punti Juan che qui invece a Treviso zoppicava un pochino. Intanto con i risultati dell'altro giorno che si sono avuti nella griglia del campionato si è completata la griglia della Coppa alla TVB, toccherà Latina nei quarti di finale. Sempre con il basket, questa volta A2 femminile, Ponzano Basket, abbiamo sentito Maurizio Sottana ieri, ritorniamo al Palacicogna perché c'è Giulia Zecchin ai microfoni del collega Matteo Valente. Giulia Zecchin, allora 2019 si apre con la sconfitta però a testa alta di Ponzano contro una super Villafranca. Diciamo che è stata una bellissima partita, noi l'abbiamo più o meno preparata, sicuramente sapevamo che avversario avremmo incontrato e giocare contro la prima in classifica e comunque è una partita difficile, è stata una partita difficile. Noi abbiamo cercato di impegnarci fino alla fine senza mai mollare di un passo, insomma, e abbiamo cercato di stare sempre lì e lì. Siamo arrivati fino a un -9 più o meno fine secondo quarto e poi abbiamo un po' mollato e siamo andati a un -13. Siamo entrate in campo subito a testa alta, pronte a lottare avanti e cercando di non mollare mai e per fortuna siamo riusciti a recuperare, peccato per come è andata a finire però. Buonissimo la tua prestazione personale sia a livello di punti che a livello di intensità, insomma anche la tua esperienza in questo momento può aiutare Ponzano. Diciamo che dopo le vacanze di Natale è sempre difficile riprendere e riuscire a fare una partita del genere è sicuramente stata una bella prestazione, è una bella cosa, ma soprattutto secondo me si riesce anche a giocare in questo modo grazie alle proprie compagne e ai propri coach. Domenica prossima la prossima gara si va a San Martino di Lupari, oltre a essere un derby sarà anche una partita molto importante perché insomma uno scontro diretto per la salvezza. È il derby, quindi bisogna sì darla tutta ma ancora di più, tanto perché è appunto il derby. Sarà anche questa una partita difficile perché loro sono comunque tutte giovani ed è una squadra che punta tanto sulla corsa e sui contropiedi, quindi noi ci daremo da fare per vincere questo derby, perché come si dice il derby è sempre tanto sentito. Brava Giulia Zecchin, obiettiva, ha centrato appieno, è un derby contro San Martino di Lupari, tra l'altro c'è un ex trevigiana, la Pasa, che gioca appunto con la formazione di San Martino di Lupari. Andiamo a parlare di volley, Limoco vittoriosa a Casalmaggiore, adesso si attende il riposo perché questa sera c'è il turno e tra poco ne parleremo, il turno di campionato dove riposa Limoco. Santarelli è già volato in quel di Croazia per andarsene poi in Albania a giocare contro l'Albania, partita ininfluente perché Croazia ha già qualificato e comunque farà presto per ritornare agli allenamenti della sua Imoco Volley Conegliano. Sentiamo il servizio della Lega che fa il punto sulla giornata e quella di oggi. La
prima giornata del 2019 ha regalato non poche sorprese, ma domani ci si ributta subito in campo per il primo infrasettimanale dell'anno. La Banca Valsabbina Millennium Brescia firma un'altra impresa storica dopo quella del Palaverde e batte al tiebreak la Igor Gorgonzola Novara, che rimane prima in classifica ma vede ridursi il distacco sulle inseguitrici a 2 punti. E mercoledì sera al Pala Igor ci sarà proprio lo scontro al vertice tra le azzurre e la Savino del Bene Scandicci, che dopo aver battuto 3-0 la Lardini Filottrano proverà a fare il colpaccio al Pala Igor e balzare in testa alla classifica. Anche Limocovolli e Conigliano continua di pari passo con le toscane ed è la prima squadra a riuscire ad espugnare il Pala Radi con un rotondo 3-0, ma mercoledì rimarrà a riposo a gustarsi da spettatrice il big match di Novara. Chi continua a scalare posizioni in graduatoria è la Saugella Team Monza, che coglie altri 3 punti al centro Pavesi contro il Club Italia Crai e scavalca sia Casalmaggiore che Busto Arsizio. E proprio giovedì sera alla Candy Arena sarà derby tra le monzesi e le biancorosse. Torna la vittoria alla Zanetti Bergamo, che al Pala Yamamai vince 3-1 contro la Unit Ework Busto Arsizio e riscatta il 3-0 patito in casa all'andata. E proprio a Palagnelli mercoledì ospiterà la Pommi Casalmaggiore, ferita nell'orgoglio di aver perso l'imbattibilità casalinga. La Lardini Filottrano Dosimo avrà l'occasione di sbloccare la classifica contro le ragazze del Club Italia Crai, mentre il Bisonte Firenze, dopo aver vinto per 3-1 una partita combattutissima al Pala Fenera contro Chieri, cercherà di ripetersi al Mandela Forum contro la rivelazione del campionato Brescia. Chiuderà la giornata il derby piemontese tra la Bosca San Bernardo Cuneo, a riposo domenica scorsa, e la Reale Mutua Fenera Chieri, uscita senza punti dalla battaglia con Firenze e desiderosa più che mai di sbloccare la classifica. Il match tra la Saugella Team Monza e la Unit Ework Busto Arsizio sarà trasmesso su Rai Sport Più HD, canali 57 e 58 del digitale terrestre, giovedì a partire dalle ore 20:30, mentre tutte le altre partite saranno trasmesse mercoledì sera, sempre alle ore 20:30, in diretta streaming in alta definizione su LVF TV, la web TV ufficiale di Lega Pallavolo Serie A femminile. Accendila subito, sfrutta gli sconti e registrati sul sito www.lvftv.com. Questo è il volley, il servizio della Lega, e chiudiamo con la Benetton, chiudiamo con il rugby. Ci sono novità in casa Benetton. Sabato c'è stata questa splendida vittoria con Glasgow e adesso si punta a continuare ancora anche in challenge. Ci sono stati 2 arrivi, allora uno annunciato dalla stampa d'oltremanica, diciamo così, e non è ufficiale, quello che potete leggere oggi sui quotidiani sia Gazzettino che Tribuna, non è ufficializzato dalla società come ci dicono appunto in società, però è vera. La prossima stagione vedrà Ian Kitley, ex Monster, tra le fila appunto della formazione di Monigo del Benetton, mentre l'altra ufficiale questa volta, sempre dalla società, è quello di Ellie Colin Snyman dei Blue Bulls, o Blue Bulls meglio dire, che farà parte della formazione del Benetton. Un bel arrivo a rinforzare ancora una volta la formazione dei Leoni, che affronteranno, come vedete in questa immagine, Benetton contro Agen. Con Agen abbiamo perduto e allora bisogna vendicare questa sconfitta. È tutto, la risentirci e per le prossime nostre puntate, sempre qui sul nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport.